Una giornata dedicata oggi qui al Foderà alla primavera delle donne, con un vasto programma e l'esibizione anche di diversi brani realizzati dai suoi alunni. Oggi è la giornata della memoria delle vittime della mafia e noi l'abbiamo voluta dedicare, l'abbiamo voluta intitolare La primavera delle donne, perché riteniamo che sia una giornata, l'equinozio di primavera, a partire dalla quale il giorno supererà la notte. E allora, quando il giorno supera la notte, il messaggio che noi vogliamo lanciare è che le donne in particolare, con il loro coraggio, sono state capaci, alcune donne in particolare, di abbandonare contesti mafiosi in cui erano nate e cresciute, dare un messaggio di speranza ma soprattutto di legalità ai propri figli e a se stesse, collaborare con le forze dell'ordine affinché appunto diminuisse sempre di più il numero delle vittime innocenti di mafia. Questa è la giornata che noi abbiamo voluto dedicare alle vittime della mafia in generale, con la presenza delle forze dell'ordine, di legali che si occupano di queste tematiche, di rappresentanti delle istituzioni, perché riteniamo che la capacità delle donne di dare un messaggio di superamento finalizzato alla ricerca della verità e della giustizia sociale sia oggi il miglior messaggio che potevamo dare ai nostri ragazzi. Nell'ambito dell'iniziativa presenteremo i risultati di un progetto contro la violenza di genere, gli stereotipi di genere, che abbiamo portato avanti nella nostra scuola in collaborazione con l'associazione Tela Bianca, e che vedrà i risultati, gli esiti che ha avuto e la ricaduta sugli alunni, e sarà una giornata in cui ancora una volta diremo io no, io sto con la legalità. Anche Ioppolo ha voluto partecipare a questa iniziativa oggi del Foderà, in una giornata così importante. Tra l'altro ricordiamo che anche Ioppolo organizzerà una marcia a favore della legalità proprio a fine mese. Oggi giornata 21 coincide con la marcia nazionale che Libera sta organizzando a Locri. Sì, e abbiamo raccolto con molto favore, con molto piacere l'invito dell'Istituto a essere presente in questa giornata della memoria, a dare il nostro contributo di fronte ai ragazzi che vivono con molta sensibilità questo tema della memoria delle vittime innocenti di mafia, della violenza alle donne, in particolare oggi qua viene sottolineato. E noi siamo qua proprio per amplificare questo messaggio di grande coinvolgimento che bisogna assicurare a tutte le persone a vario ambito su questo tema molto importante. La memoria che ci aiuta ad avere più coscienza della nostra storia, ad assumere maggiormente con più consapevolezza le responsabilità, gli impegni a che si superano le situazioni di devastazione che il territorio ha subito dal sangue versato alla mafia.